Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Oggi siamo a Borgoricco, nell'Alta Padovana, area del Graticolato Romano. Al comunale di via Scardeone si gioca a Borgoricco Torre, quinta di ritorno del campionato di prima categoria Girone E. Cielo sereno, campo in buone condizioni, temperatura intorno ai 12 gradi. Il Borgoricco in giallo-blu si schiera con Fiorin Tosetti Masiero Paolo, Pasquali Masiero Mattia Bellati, Calzavara Donà Gallo Simone Sambo e Laudì. A disposizione del mister Stefano Vio, Tommasi Bragagnolo, Luca Gallo, Giacomini, Diana Caccin Berto. Il Torre in casacca azzurra scende in campo con Boscaro Canovese Manprin, Sceu Rampazzo Longo, Trolese 90 Rampin, Galtarossa Piasentini. A disposizione del mister Fabio Boscato, Trivellato Favaron Agostini, Tombola Carraro Frasson. Dirige l'incontro il signor Campagnolo della sezione di Bassano del Grappa. Sul filo del fuorigioco, ottimo l'affondo di Calzavara per Simone Gallo. Boscaro è pronto ed è via in angolo. Minuto 22. Borgoricco manovra sulla tre quarti. Non convinta la conclusione di Elaudì a lato. Ancora Borgoricco. Sambo crossa lungo per i colpitori, Donaci prova. Alto. Occasione per il Torre al 36esimo. Il destro di Trolese aggira la barriera, ma è splendido Fiorin in tuffo. Finisce a reti inviolate il primo tempo e con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Ottavo, pericolosi gli ospiti con Rampin a centro area. Daniele Fiorin esce con tempismo e salva. Resiste al difensore Trolese e al volo di destro colpisce. Fiorin c'è e di pugno respinge. Spinge il Torre sulla destra, brividi in centro area dove Fiorin, ostacolato, non trattiene. Poi l'azione sfuma. Ruba palla in fascia Sambo. Poi si accentra ma viene fermato falosamente. È rigore. Lo stesso Sambo sul dischetto. Rasoterra alla destra di Boscaro che non ci arriva. È l'1-0 per il Borgoricco. Non bastano i 4 minuti di recupero per modificare il risultato. Finisce così. Borgoricco 1, Torre 0. Giampaolo Vecchiato, presidente del Calcio Borgoricco. Microfono libero, cosa riportiamo ai nostri telespettatori? Allora, ringrazio Telecittà perché ormai è diventata di casa, siamo contenti di averla ospitata, la partita è andata benissimo, per cui a maggior ragione siamo contenti anche del risultato. Obiettivi quest'anno non ne abbiamo se non quello di salvarci il prima possibile, gruppo completamente nuovo, c'è un mix tra giovani e vecchi che stanno cercando di dare il massimo. Con qualche difficoltà di infortuni la squadra c'è, oggi abbiamo fatto anche una buonissima vittoria, anche se forse il pareggio era meritato da parte della squadra del Torre, però nel calcio è fatto così, un episodio a favore nostro è andato bene e abbiamo vinto. Ecco, al di là della prima squadra, anche le giovanili danno qualche soddisfazione. Sì, quest'anno siamo felicissimi perché abbiamo sia gli allievi che i giovanissimi, secondi in classifica, va tutto discretamente bene, anche se il comportamento qualche volta non è il top. Abbiamo qualche difficoltà sul gruppo delle juniors perché anche là abbiamo cambiato tutto e anche l'allenatore è nuovo e lì siamo un po' in difficoltà, però insomma il campionato è ancora lungo, i ragazzi hanno voglia di fare, gli allenamenti ci sono e si spera di salvarci il prima possibile. Poi c'è tutto il gruppo degli esordienti, Pulcini, che va benissimo, per fortuna abbiamo anche ragazzi che avevano giocato con noi, stanno facendo gli allenatori. C'è soddisfazione, c'è impegno, il paese è con noi, tutti siamo contenti di questa situazione. È chiaro che lo sforzo è abbastanza grosso, sono 10 mesi all'anno e non solo, e speriamo di finire felici tutti quanti. Con Stefano Vio, mister del Borgoricco, un commento a caldo sulla gara di oggi. È stata una partita molto tattica, con rare occasioni da gol, molto combattuta a centrocampo. Le due squadre si sono comportate molto bene e alla fine siamo riusciti a spuntare a noi su un episodio, un calcio di rigore nettissimo, è andata bene così.
Allora, è il quinto risultato utile consecutivo fra pareggi e vittorie. Qual è il vostro obiettivo per quest'anno? Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, puntare alla salvezza tranquilla, poi se viene qualcosa in più, tanto di meglio. Comunque anche noi oggi avevamo delle defezioni perché abbiamo giocato senza due attaccanti, uno squalificato e uno infortunato. I ragazzi hanno fatto il massimo di quello che potevano fare e c'era qualcuno anche fuori ruolo, comunque la forza del gruppo è emersa. Siamo con Fabio Boscato, mister del Torre. Dopo 3 vittorie è arrivata una sconfitta. Un tuo commento a caldo. Eh sì, purtroppo è arrivata e oggi nella situazione che eravamo senza 7 titolari forse anche il pareggio ci poteva anche andare bene. Nella situazione che eravamo purtroppo abbiamo commesso un'ingenuità sul rigore e l'abbiamo pagata. Squadra rimaneggiata che comunque non implica problemi. Voi avete voglia di salire di categoria. Ci proviamo. La volontà c'è, speriamo. Qualcuno da ricordare tra i ragazzi che si sono distinti? No, ma tutti si sono impegnati anche perché un paio di giocatori erano fuori ruolo per necessità, però è un gruppo eccezionale, sono delle brave persone prima di essere bravi giocatori e quindi si sono sacrificati e sono stati bravi tutti. Menzionarne uno è difficile, sono stati bravi tutti. Un episodio ci ha condannato, ma andiamo avanti, non è un problema. Grazie mister. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Grazie. Ciao.